l'anno inizia bene, con una partita che comunque è sempre sentita. Come hai giudicato questa gara? La partita, sempre il derby è sempre tirato, prima di portarla a casa devi sudare 7 camicie, come abbiamo visto oggi. A Finizia ha fatto una gran partita, ha lottato con il cuore, hanno davanti un grandissimo pivot che ci ha messo in difficoltà, ma anche tutto il resto della squadra hanno lottato col coltello tra i denti. Noi molto probabilmente siamo riusciti a vincere perché avevamo più rotazione e alla fine siamo riusciti a portare a casa la partita e il risultato, i 3 punti. È che noi, vedi, per far gol dobbiamo almeno fare 3 occasioni da gol, merito sia degli avversari, però anche insomma noi difficilmente ci va facile di far gol. Beh, insomma, come dicevamo, un 2023 che inizia nel migliore dei modi, si vorrà proseguire su questa strada. Sì, io penso che quando poi si prende fiducia le cose vanno bene, nel senso che la qualità c'è, è solo una questione, come dicevamo dall'inizio, di testa. Il mister sta facendo un grande lavoro, i ragazzi lo stanno seguendo. Io per esempio anche oggi ho visto proprio dedizione nell'applicare quello che diceva il mister. Faccio un esempio su Tutti Guanillo, che tendenzialmente è uno che gioca distinto, però oggi proprio abbiamo visto che si è applicato anche nella fase difensiva e i risultati si sono visti. La scuola del Gaudio, detto pochi gol anche oggi, ha timbrato il cartellino per una buona vittoria, direi un buon inizio del 2023. Cosa ne pensi? Sì, oggi era importantissimo vincere, è sempre importante, ma specialmente nel derby, farlo nel derby è sempre più bello, no? È quello che ci aspettiamo e quindi felicissimi per questo inizio, vediamo di continuare così. Non neghiamo che è stato un derby difficile, un primo tempo equilibrato, poi probabilmente loro hanno pagato il doversi sbilanciare col quinto di movimento e voi ne avete approfittato. Certo, sicuramente, ma quest'anno tutte le partite sono veramente difficili e complicate e quindi al primo tempo è stato molto duro e il secondo fortunatamente siamo riusciti ad allungare. Una dedica particolare per questa vittoria? Una dedica alla mia moglie, a tutti quanti e a tutti i miei compagni anche, perché comunque sto avendo un periodo difficile per un infortunio e sto stringendo i denti, ma anche i miei compagni mi stanno dando una mano e quindi ecco, un po' a tutto l'ambiente. Possiamo dire che la forza, al di là dei singoli, è anche proprio nel gruppo di questo Città di Mestre? Sì, sicuramente abbiamo creato un bel gruppo. Quindi stiamo bene insieme e in campo adesso si vede.